Buonasera a tutti, preferisco parlare da qui per il semplice fatto che se vado nella postazione che dietro la colonna non mi vede, quindi non è per voler rimanere a tutti i costi al tavolo, è solo per un segno di rispetto. Sì, grazie. Allora, il benvenuto da parte di Indipendenza Veneta ve l'ha già dato il segretario Giulio Maria Turco. Io adesso vorrei proporvi un momento di riflessione su quello che è il percorso che deve portarci al referendum per l'indipendenza. Perché vedete, finora abbiamo ascoltato tanti amici che sono venuti a salutare, o meglio, ho sbagliato a parlare, chiedo scusa, tanti amici che sono venuti qui a testimoniare come una iniziativa comune, non è di Indipendenza Veneta, un'iniziativa costruita insieme, che si chiama Il Veneto Decida, quel logo forse va un attimo ritoccato, ci stiamo lavorando, è un'iniziativa che per la prima volta vuole dare concretezza a un'aspirazione. Perché a me non è mai capitato di ascoltare dei veneti, delle persone che mi dicessero: io non voglio l'indipendenza, io sto bene in questa Italia, non voterò mai a favore dell'indipendenza. Sicuramente queste persone ci sono, si vede che non ho avuto la fortuna di conoscerle, però altrettanto spesso mi è capitato di ascoltare persone che mi dicono: bello, lo vorrei tanto, ma non si può fare. Allora, io ricordo bene quando è nata Indipendenza Veneta, poco più di un anno fa, i sorrisini quando abbiamo portato in regione, e qui c'è il consigliere regionale Furlanetto che ci ha aperto le porte, vi prego di dare un applauso. Questo era per te, non come esponente politico di un movimento piuttosto che di un partito, ma come la persona. Dovete saperlo che quando Indipendenza Veneta ha cominciato a bussare alla porta della regione, dove non ci siamo, noi non abbiamo consiglieri regionali o assessori o altro, siamo nati un anno fa, non possiamo averne. La persona che ci ha aperto la porta in mezzo ai sorrisini scettici di tanti altri è stata appunto Giovanni Furlanetto. Ecco perché vi ho chiesto l'applauso. Ma ricordo bene i sorrisi di scherno quando abbiamo portato per la prima volta un anno fa, giusto a settembre di questi tempi, abbiamo proposto l'idea di un referendum. Facciamo un referendum per chiedere ai veneti se sono d'accordo o meno sull'indipendenza del Veneto. Ricordo i sorrisini di scetticismo. Ebbene, quei sorrisini di scetticismo nel giro di un paio di mesi si sono trasformati in un atto ufficiale della Regione Veneto, la famosa, dico famosa perché molti la conoscono, anche all'estero. Poi magari il professor Carlo Lottieri mi spiegherà perché meglio di me, perché è famosa anche all'estero. Ricordo i sorrisini di scherno, ma quei sorrisini, dicevo, si sono trasformati in una risoluzione, cioè in un documento ufficiale con cui la Regione Veneto ha approvato quel documento, un documento scritto, concepito, scritto e sostenuto da Indipendenza Veneta. Lo abbiamo portato in regione e i sorrisini sono diventati l'approvazione. Nel giro di una settimana, se ricordo bene, da quando è stato depositato, 42 consiglieri su 60 l'hanno sottoscritto per approvazione, dichiarato urgente, votata e approvata il 28 di novembre. Che cosa dice questa risoluzione 44? Dice una cosa banalissima, ovvia: avviamo l'iter per il referendum indipendentista, cioè iniziamo, banalizza un po' Giovanni, mi scuserà, iniziamo il cammino che ci porta al referendum. Ma è una cosa così strana, così rivoluzionaria, così pericolosa parlare di referendum, cioè dire facciamo votare i veneti? Ma non si può. La Costituzione italiana, l'articolo 5, ci dice che la Repubblica è una indivisibile. Sì, ma c'è anche l'articolo 10 della Costituzione che dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle leggi del diritto internazionale generalmente riconosciute, alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, tra i quali c'è sacrosanto, fin dai tempi della Carta Costitutiva dell'ONU, c'è il diritto di autodeterminazione dei popoli. Tutti i popoli hanno diritto di decidere del loro futuro.
tutti i popoli hanno diritto di decidere del loro futuro. È una cosa, sembra ovvia? Non è così ovvia, non era così ovvia qui in Veneto. Adesso, dopo un cammino abbastanza lungo che vi risparmio perché dobbiamo contenere i tempi, adesso siamo al dunque. Lo ha ricordato prima Mara Bezzotto. Il 17 di settembre il Consiglio regionale Veneto è chiamato a votare sì o no, non si scappa, sì o no, possiamo perdere gli ignavi, gli astenuti, sì o no a un progetto di legge, numero 342, anche questo concepito, scritto e sostenuto da Indipendenza Veneta, ma attorno al quale si sono coagulate tante forze, non solo politiche, le avete scordate, anche forze identitarie del Veneto, culturali, storico-identitarie, perché abbiamo bisogno di cultura, non della cultura, ma di cultura veneta, di identità, di riaffermare l'identità veneta. Questo che abbiamo bisogno. A tavola parlavo con l'amico Jordi Fornes, persona straordinaria che poi vi parlerà della Catalogna. Lì è normale, si parla in catalano, poi non voglio rubare nulla al suo intervento, ve ne parlerà lui. Abbiamo bisogno di identità per riaffermare che cosa? Non per chiedere l'indipendenza, e non voglio contraddirmi, ma il Veneto Decida è una strada segnata verso un referendum dove poi ognuno voterà sì o voterà no. Vogliamo semplicemente votare su che cosa? Su un quesito: vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? Non c'è dubbio, non parliamo di autonomia, di federalismo, parliamo di repubblica indipendente e sovrana. Ma ripeto, do per scontato, e forse sbaglio, che la stragrande maggioranza di voi sia già convinta della bontà di una scelta di questo tipo, ma a sottolineare la bontà di questa scelta indipendentista interverranno poi studiosi eminenti, persone che vi daranno anche dei motivi in più, oltre a quello magari dettato dal cuore. Vi daranno dei motivi economici, dei motivi filosofici, razionali, di confronto con quello che fanno gli altri popoli, ma noi siamo partiti da qui, perché vedete, quando ci dicono non si può fare, hanno cominciato a dirci non si può fare, e quel non si può fare adesso è diventato un vediamo come fare, perché siamo a questo. Noi non abbiamo mica inventato niente, viva Dio, se dalla fine della seconda guerra mondiale, quando c'erano 70 stati al mondo, adesso siamo arrivati a quasi 200, vuol dire che è possibile creare un nuovo Stato. E allora come si fa? Siamo andati a studiare, e un po' di inventiva ce l'abbiamo anche messa. Siamo andati a studiare come hanno fatto in Catalogna, ad arrivare al loro percorso, il percorso che stanno facendo gli scozzesi, che il 18 settembre 2014 voteranno un referendum per staccarsi dal Regno Unito, e sottolineo unito. Quanti di voi avrebbero detto 5-6 anni fa, sai che la Scozia si stacca dall'Inghilterra, dal Regno Unito? Sei matto, ti è matto, avreste risposto. Lo fanno. Tutti gli anni, mediamente, nascono 2-3 stati, e se nascono loro volete che non possiamo nascere noi, che alle spalle abbiamo non 100 anni, ma che alle spalle abbiamo 1100 anni di storia di Repubblica Serenissima, 400 anni, taglio con l'accetta, non voglio misurarli, 400 anni di storia unitaria di un Veneto sotto le bandiere, perché vedete, qui vedete il logo di Indipendenza Veneta, ma noi non vi chiamiamo qui, non vi chiediamo di appoggiare il logo di Indipendenza Veneta, noi vi chiediamo di amare, di dare il cuore alla bandiera di San Marco, quella che ci identifica tutti, quella che ci identifica tutti. Indipendenza, quella è la bandiera davanti alla quale nessuno di voi si può tirare indietro, davanti alla quale ciascuno di voi, quando verrà chiamato a votare il referendum, non parlo di consigliere regionale Giovanni, dopo è scontato che voi lo votiate, dopo è scontato perché sono ottimista, so che non è così scontato, ma quando verrete chiamati a votare al referendum, voi che il Veneto diventa una repubblica indipendente e sovrana, lasciatemi parafrasare un vecchio manifesto della Democrazia Cristiana del 48. San Marco nell'urna ti guarda,
Roma no, ricordatevelo. Concludo solo richiamando la vostra attenzione su un aspetto. Questa sera non abbiamo il tempo di trattarlo, però vedete, in tutte le serate che Indipendenza Veneta organizza nel Veneto, 2, 3, 4 a sera, tutte le sere, ci sentiamo domandare: ma non è che poi cadremo dalla padella alla brace? Cioè, anche in Veneto, gli scandali, vedi quello che è successo recentemente col Mose, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, attenzione, non è che vogliamo cadere dalla partitocrazia, dalla corruzione, da un sistema privo di valori come quello di Roma, dove non intendo i romani, intendo le istituzioni romane, a un analogo sistema nostro. Né vogliamo richiamarci a generiche, per quanto fondate e vere esperienze storiche. Non è questo. Noi vogliamo organizzare uno Stato moderno, uno Stato efficiente, che si fondi su valori etici dati dalla nostra storia, ma vogliamo creare uno Stato dentro il quale ci sia una visione futura, ci sia un diverso modello di sviluppo, un modello di sviluppo diverso da quello che fino ad oggi ha caratterizzato una totale deregulation, vorrei dire quasi selvaggia in Veneto. Bene, merita per alcuni aspetti, ma è un sistema che oggi è finito. Tutti noi siamo chiamati sia che il Veneto, Dio non voglia, rimanga nell'Italia, sia che il Veneto diventi, come noi siamo convinti, una repubblica indipendente e sovrana. Siamo chiamati a costruire un nuovo modello di sviluppo di questo Veneto. Allora, perché costruire questo modello di sviluppo davanti o sopra le macerie di una casa che sta crollando, quando invece possiamo prendere un terreno vergine, scavare delle fondamenta antisismiche, tirare su i muri belli grossi, i doppi vetri, i pannelli solari, fare una casa con la migliore arte che oggi si può costruire, dove ciascuno di noi è chiamato a dare un contributo per costruire uno Stato, non dico perfetto perché quello perfetto non esiste, ma uno Stato nel quale vivere tutti uniti da quello spirito che ha contraddistinto i nostri paesi, ha contraddistinto la nostra cultura fino all'altro ieri, vivere liberi, Paroni a casa nostra dicendo, è uno slogan che è sempre valido, anche se qualcuno lo può avere superato, però tutti voi siete chiamati, perché Indipendenza Veneta non riuscirà a farlo, il Veneto Decida da solo non riuscirà a farlo, però noi abbiamo messo questo germe che spetta a voi usciti da qui, lo hanno detto diversi altri nei saluti introduttivi, usciti da qui dovete fare fruttare, fuori ci sono 5 milioni di veneti, qui siamo in 500-600, quanti siamo circa? Ce n'è di lavoro da fare. Io vi chiedo, noi vi chiediamo, come Indipendenza Veneta, e mi permetto di parlare solo perché sono qui anche a nome del Veneto Decida, vi chiediamo di dare il cuore a quest'idea, di lavorare non per Indipendenza Veneta, ma per l'indipendenza veneta del Veneto, perché è una cosa che si può fare. La stiamo già facendo. La stiamo già facendo perché il 17, forse non è a tutti così chiara la portata di quello che avverrà il giorno 17 settembre 2013, cioè fra 15 giorni, che il Consiglio regionale dice si fa un referendum dove chiamiamo i veneti a votare. Vuoi che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana? È chiara la portata storica, parola abusata ma questa volta ci sta tutta, e che vi è chiara, penso, sono sicuro, la portata storica di questo passo che loro, i consiglieri regionali, sono sollecitati da me, da noi, da voi, da tutti voi, sono sollecitati ad approvare. Giovanni, più tardi arriva anche Stefano Valdegamberi, altro consigliere regionale, portate in consiglio regionale questo, vorrei dire urlo, ma è una parola che non mi piace, questa richiesta ferma e decisa del popolo veneto
di poter decidere del proprio futuro. Il Veneto decida, non altro. Vi saluto e partecipate tutti la mano, ne abbiamo bisogno, grazie.